Bentrovati amici telespettatori e persone che ci seguono anche su internet. Manca poco ormai alla sesta edizione della Maratonina della Vittoria, un appuntamento molto atteso a Vittorio Veneto e non solo a Vittorio Veneto, e per parlarne abbiamo invitato alcuni ospiti che vedete alla mia sinistra: il presidente del comitato organizzatore Vittorio Buriola, Ercole Lamanna, un atleta che ci racconterà della sua particolarità, e Ivan Cao, presidente della Scuola di Maratona, che è una delle 3 società che organizzano questa maratonina. Allora Vittorio, siamo ormai in prossimità della corsa, abbiamo già visto dei numeri, non sono ancora definitivi perché bisogna fare gli ultimi aggiornamenti, ma ci sono iscrizioni a IOSA, quest'anno è andata proprio bene. Sì, è stato per noi un grosso successo perché partivamo già da un numero abbastanza importante che erano circa 1150 iscritti. Ad oggi siamo oltre i 1300, sui 1320, ma continuano ad arrivare le iscrizioni e quindi vuol dire che l'appetibilità dell'evento è abbastanza importante e soprattutto sta acquisendo diciamo, valore per quello che è il significato che ha una competizione di questo tipo. Diciamo che il traino dell'anno scorso con Eroica voleva essere proprio questo, cioè c'era l'evento particolare della maratona una tantum, però doveva essere un traino alla maratonina che si protrae nel tempo, e a giudicare dai dati che finora in nostro possesso questa azione è funzionata perché la maratonina sta crescendo. Certo, il principio fondamentale con cui siamo partiti lo scorso anno era che l'evento unico doveva servire proprio da lancio alla maratonina, perché i numeri che aveva fatto fino a poco tempo prima erano piuttosto diciamo, significativi, ma non così importanti da renderla a livello nazionale magari interessante. Oggi abbiamo cominciato a vedere anche un'estensione delle iscrizioni ben oltre quelli che erano i confini precedenti, e soprattutto pensando forse anche al fatto che la maratona aveva portato un certo numero di presenze, ci sarebbe aspettati forse un po' un calo, e invece c'è stato un incremento notevole e questo ci dà ulteriormente forza per poter continuare a portare avanti questa manifestazione. Bene, per arrivare a questi risultati è stato necessario anche organizzare non solo la maratonina ma anche una serie di eventi collaterali che ti prego di elencarci, che poi li spiegheremo con gli altri ospiti. Beh, allora, la prima diciamo, volontà è stata quella di allargare la City Run dello scorso anno a un qualcosa di più ampio. Scusa che ti interrompo Vittorio, spieghiamolo a tutti, proprio tutti quelli che ci ascoltano, cos'è una City Run. Una City Run è un percorso cittadino che può svolgersi sia su territorio diciamo pianeggiante e attraverso le strade della città, che anche, come nel nostro caso, su terreno non pianeggiante o collinare, e comunque che entra sempre all'interno dei confini della città. Quindi diciamo una passeggiata più o meno impegnativa, aperta a tutti, non solo agli atleti, giusto? Certo, lo scorso anno è stata pensata, in virtù del fatto che c'erano 2 manifestazioni piuttosto importanti e quindi anche da gestire, come City Run proprio cittadina, e quindi all'interno di un percorso abbastanza pianeggiante, asfaltato e quasi al centro della città. Quest'anno abbiamo pensato di fare qualcosa di più, quindi c'è un percorso di 6 chilometri che attraversa la città, ma percorre anche dei tratti caratteristici che poi ci illustrerà magari Ivan, e per la 12 invece sarà un collinare con anche un certo impegno se vogliamo, ma che garantirà a tutti di poter vedere quelle che sono le meraviglie di Vittorio Veneto e del territorio circostante. 2 City Run che hanno anche un finale benefico. Infatti ci sarà poi Doriana Casagrande che ci spiegherà più nel dettaglio la cosa, però abbiamo voluto dedicare questa manifestazione, queste 2 manifestazioni e anche la maratonina al CAV di Vittorio Veneto, che è il centro antiviolenza Vittorio Veneto, che dopo Padova credo e Pordenone è uno dei più riconosciuti, ma che comunque non gode forse della visibilità di cui merita. E sicuramente vorrà essere un qualcosa che spinge verso loro tutte le persone che parteciperanno, per cui verrà devoluta una parte del ricavato proprio a questo istituto. Bene. E un'altra novità ce l'hai alla tua sinistra, tu ce la introduci e poi chiediamo direttamente a Ercole. Certo. La sua novità, non so se la regia l'hai già inquadrato, che non ha le scarpe come noi. Certo, infatti, allora, come scuola di maratona abbiamo diversi associati che praticano il barefoot, che è la disciplina dall'inglese piedi
scalzi. In pratica. Facciamo anche lezioni di inglese. Esattamente, sì, bisogna anche approfittare per far conoscere queste cose. E non necessariamente a piedi scalzi, ma comunque con delle scarpe minimaliste. Ci è venuta l'idea, visto anche l'interesse da parte di tante persone a questo argomento, di fare la prima maratonina, diciamo barefoot, che avrà una classifica complessivamente FIDAL, ma poi anche dedicata, e ai cui partecipanti verranno dati dei premi individuali proprio per garantire anche sul territorio una diffusione di questo tipo di attività. Poi Ercole naturalmente spiegherà meglio la cosa e più nel dettaglio. Bene, abbiamo dimenticato qualcosa, Presidente? Ma allora, se no intanto ci pensi o ce lo sai? Diciamo che volevo solo dire... Sì, ecco, una cosa importante, volevo solo dire che a chi darà un contributo maggiore per la City Run, per le City Run, verrà dato un buff con la rappresentazione di un profilo di donne, proprio per dare anche un senso a quello che è la partecipazione a questo evento. Per ultima cosa c'è anche un evento collaterale in attesa dell'arrivo dei primi della maratonina, che sarà una 60 metri, uno sprint l'abbiamo chiamato, di una cinquantina di giovani che faranno un percorso proprio in centro, in batterie, da 5 atleti, e che poi riceveranno il premio appunto come chi vincerà la batteria, la singola batteria fino alla finale. Quindi, ricapitolando, parte la maratona, sì, la mezza maratona. Parte la City Run alle 9, City Run. Partono gli amici di Diego alle 9.30, alle 9.35 parte la maratonina, e alle 9.40 partono subito i ragazzi, queste volate, per portarsi fino a circa le 10.40 che sarà l'arrivo del primo. Sì, speriamo che arrivi subito, così facciamo anche il record della corsa. Esatto. Bene, alla sinistra di Vittorio Buriola c'è Ercole Lamanna, che come abbiamo detto sarà diciamo, uno dei protagonisti, o forse il vincitore, non lo so, questo lo vedremo, della prima Barefoot Half Marathon, cioè questa maratonina corsa a piedi scalzi. Innanzitutto, Ercole, come è nata questa passione di correre scalzo? Correre e anche camminare in un giorno sì, anche nella vita di tutti i giorni. Com'è nata? Assolutamente. Ma un paio d'anni fa, incontrando varie storie così su internet, sui social, eccetera, mi sono incuriosito, ho voluto provare. Quindi tu eri già un runner, quindi? Sì, io correvo già da qualche anno, però ho voluto provare a togliere le scarpe, a fare i primi chilometri, a parte le difficoltà dei primissimi giorni, che sono un po' particolari. Poi dopo ho scoperto che avrei dovuto fare una transizione un po' più lenta, iniziare più gradualmente tutto. In realtà mi sono un po' buttato così per passione, in incoscienza, eccetera. Poi è andata bene, lì ho scoperto delle sensazioni che è impossibile provare camminando o correndo con le scarpe, e pian piano ho approfondito il tema anche dal punto di vista, fra virgolette, di studio, di approfondimento, eccetera, e ho scoperto che insomma questo riavvicina chiaramente al concetto della corsa naturale, ad una postura un po' più giusta, fra virgolette, più naturale, e che a differenza di quello che può essere l'immaginario collettivo, salvaguarda molto dal punto di vista del rischio degli infortuni del runner, eccetera. Ecco, questa è una cosa curiosa, perché uno può pensare che correre su una spiaggia o correre su un prato possa essere più comodo, quasi scalzi, ma se uno immagina correre sul pavè piuttosto che sull'asfalto, uno gli viene qualche dubbio, no? Invece tu mi dici che paradossalmente favorisce, o meglio, tutela di fronte alla possibilità di infortuni. Certo, sicuramente è ancora meglio appunto correre su superfici naturali come tu hai detto, ma anche su superfici artificiali quale può essere appunto l'asfalto. La vera artificialità che crea poi problemi fisici anche abbastanza importanti, e noi runner lo sappiamo quanti infortuni accadono annualmente, eccetera. La vera artificialità che crea questo problema è quello della scarpa, cosa mettiamo sotto il piede, non tanto la superficie. E quindi tu, diciamo, consigli quasi di provare questa esperienza o no? Io lo consiglio assolutamente, perché, ripeto, è un'esperienza bellissima e che dà anche delle belle sensazioni. Ripeto, è molto anche, se fatta con metodo, è anche molto naturale ed evita gli infortuni, però assolutamente
consiglio una gradualità abbastanza marcata e se possibile anche nel primissimo periodo di farsi assistere da qualche professionista che possa dare i giusti consigli per la transizione. Si diceva prima che diciamo, questa classifica prevede sia la possibilità di correre scalzi che con scarpe cosiddette minimaliste. Sì. Per intendersi di cosa si tratta. Ma calzature minimaliste possono essere i sandali che io adesso indosso in questo momento e che utilizzo, diciamo, per la gran parte della mia vita quotidiana, ma sono sandali comunque fatti anche appositamente per correre con stile minimalista, o possono essere le five fingers, le famose five fingers, o comunque tutte quelle calzature che sono zero drop, che non hanno supporto, che hanno una pianta larga, che consentono al piede di avere una postura il più naturale possibile, diciamo, senza nulla di artificiale sotto che vada a modificare la postura. Ho capito. Per concludere, in Italia c'è un movimento che cresce o stabile? Quanti saranno che in corrono Italia esiste un piccolo movimento, purtroppo attualmente non così grande, quantomeno per quello che riguarda, diciamo, i barefoot runner che partecipano alle gare ufficiali, maratone, mezze maratone o trail, eccetera. C'è diversa gente che corre così minimal per passione e sta crescendo anche il movimento, diciamo, agonistico, ma ancora è nulla a riguardo dei movimenti simili che ci sono in altri paesi europei. Penso alla Spagna, dove ci sono centinaia e centinaia di barefoot runner, e lì è classico in tantissime maratone e mezza maratone avere appunto la classifica barefoot, ma addirittura suddivisa per gli scalzisti, per chi corre con i sandali, eccetera. Quindi sono realtà molto più diffuse, diciamo. Beh, chissà che da Vittorio Veneto si rilanci questa disciplina, e chissà che il presidente della scuola di maratona Ivan Cao vada a fare i suoi trail scalzo le prossime occasioni, ma non il 17 marzo perché avrà impegni organizzativi. Allora, Presidente, da Presidente della scuola di maratona, che da sempre sostiene a spada tratta il comitato organizzatore della maratonina, insomma, 2 parole, penso, di soddisfazione per come l'organizzazione sta procedendo. Sì, come Presidente e come gruppo Scuola di Maratona siamo veramente contenti, anche perché siamo presenti in più di 135 associati alla maratonina, ed è un bel risultato perché oltre a essere presenti come volontari siamo presenti come atleti. E voglio anche ricordare che Ercole è un nostro associato e non si ferma solo a maratonine, ma l'anno scorso ha partecipato anche alla Milano-Sanremo Scalzo, quindi sì. Ecco. La staffetta però. Però comunque sono sempre bei traguardi. Quindi voi mi mettete sul bavero anche la stelletta che vi porta lui, questa è la verità. Esatto, dillo. esatto. Ok. E da atleta, non solo da Presidente, raccontaci un po' ai nostri telespettatori e a chi ci segue in rete come si sviluppa il percorso, che è stato leggermente ritoccato l'anno scorso. Sì, allora voglio ricordare che i 2 giorni sono il 16 e il 17. Parto anche un po' con l'Expo, che quindi abbiamo sì, certo. Il 16 distribuzione pettorali ed Expo, quindi ci saranno i principali brand che ci supportano ed altre manifestazioni amiche che espongono i loro prodotti e le loro gare. Quindi al Palazzetto dello Sport, vicino alle piscine, c'è la possibilità anche per chi non corre di venire a vedere e a trovarci. Per gli atleti invece c'è la possibilità di ritirare sia sabato dalle 10 fino alle 12 e dalle 14 alle 18 il proprio pettorale. Invece domenica mattina dalle 7:30 fino alle 9, mezz'oretta prima della partenza. Il percorso è una maratonina FIDAL omologata, sono 21,097 km, un dislivello attorno ai 150 metri. Non è una maratonina velocissima, ma non è neanche, diciamo, una maratona, sì, una mezza maratona troppo impegnativa. Diciamo che
la prima parte tende, abbiamo i primi, bisogna stare attenti a non tirare si troppo. parte dal Viale della Vittoria e si prosegue verso via Vittorio Emanuele e l'ospedale. Qua abbiamo i primi 6 km, sono molto invitanti perché sono in leggera discesa. Qua dobbiamo un attimino partire, per chi è esperto, col freno a mano, perché dopo il 6° chilometro abbiamo uno strappetto breve, però abbastanza importante, che ci porta nel comune di Cappella Maggiore. Da Cappella Maggiore si prosegue verso Sarmede, da là abbiamo un rientro che è in costante salita, anche se leggera, però c'è sempre questa piccola pendenza che ci porta nel comune di Vittorio Veneto, perché dopo l'arrivo rispetto agli altri anni ce l'abbiamo in piazza. Ecco, la novità appunto dell'anno scorso è stato che si è spostato il traguardo alla partenza, cioè in Piazza del Popolo. Esatto, in Piazza del Popolo abbiamo sia la partenza che l'arrivo. Abbiamo le altre manifestazioni che ci fanno Scusa da che ti interrompo, cornice. prima di passare alle altre, è chiaro che essendoci le volate dei ragazzini, essendoci queste city run, chiaramente ci sarà anche più pubblico, quindi è un vantaggio Esatto. anche per gli atleti che arrivano e troveranno il sostegno nel rush finale del pubblico presente. Esatto, l'obiettivo è proprio dare una cornice di pubblico importante per tutti gli atleti. E invece per quanto riguarda i due percorsi in breve delle city run che accennava Vittorio, ce le descrivi al volo così se uno ci sente e decide di provare? Sì, la City Run propone un percorso da 6 km molto agevole per tutte le famiglie. Si va praticamente a girare attorno all'area Fender, quindi è il nostro parco giochi vittoriese. Invece per chi vuole osare qualcosina in più ci sono i 12 km che sempre andando a toccare l'area Fender giriamo attorno al Monte Altare. Quindi è un po' più impegnativo. È un percorso un po' più impegnativo, più panoramico, Tu dimenticati di essere uno che fa trail, pensa a uno che fa una city run la domenica, insomma. Esatto, però Dilla com'è, non... Assolutamente, è un percorso comunque in massima sicurezza. Andiamo a toccare, diciamo, i punti più panoramici di Vittorio Veneto. Bene, quindi da parte tua sei tranquillo di invitare tutti a provare, insomma, Sì, con un sì. minimo di condizione fisica. Sulla 12 magari un po' di preparazione ci vuole, ma comunque Le scarpe giuste, le fa scarpe segno. adatte, O scalzi, ma- insomma. Sì, sì. O scalzi. Ma diciamo, ecco, il bar e food là Non sfidare Ercole perché tutte e due non le può fare. Quindi... no, ma lui dopo- viene nei nostri allenamenti anche, sì, quindi abitualmente, è sì. preparato assolutamente. Va bene, mi sembra che abbiamo già descritto un bel po' di cose, adesso ne abbiamo ancora da raccontare, ma prima sentiamo il saluto che il primo cittadino di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, ha voluto dare alla manifestazione e ai concorrenti. L'abbiamo sentito fuori da questo studio qualche giorno fa. Col sindaco di Vittorio Veneto che saluta il ritorno della Maratonina della Vittoria a Vittorio Veneto, un ritorno dopo una, tra virgolette, passatemi il termine, una sbornia di eroica dell'anno scorso. Una sbornia che ha dato e lasciato frutti positivi, visto che la confermata maratonina, da quanto mi è stato detto, ha numeri addirittura superiori a quelli già entusiasmati dello scorso anno. Un ringraziamento ovviamente agli organizzatori che quest'anno fra l'altro hanno avuto la brillante idea e la sensibilità soprattutto di abbinare in qualche modo questa bellissima manifestazione sportiva al nostro CAV, al Centro Antiviolenza, che è un servizio preziosissimo per tutta la comunità, non solo quella vittoriese ma di tutta l'ULSS. Una manifestazione che ormai ha assunto una sua precisa identità nel panorama del mezzo fondo e della corsa trevigiana e che richiama in città e nei comuni che ne fanno parte, Sarmede e Cappella Maggiore, tanta gente anche da fuori, quindi un valore anche promozionale del nostro territorio. Che conferma quelli che sono i dati e la volontà dell'amministrazione. In questi anni è sempre aumentata
aumentata la presenza e la permanenza di turisti nella nostra città. Ben vengano queste manifestazioni perché valorizzano il nostro ambiente, il nostro territorio e anche i nostri prodotti. È tutto a beneficio non solo della salute ma anche dell'economia della nostra città. Dal punto di vista sportivo la sua amministrazione ha creduto e crede nell'atletica leggera, sappiamo che finalmente è tornata a essere agibile la nostra pista vittoriese. E prossimamente sarà anche finalmente collaudata, avremo la certificazione ufficiale per cui la nostra pista a 8 corsie, unica in zona, potrà tornare ad essere teatro di grandi manifestazioni, di tornei, di manifestazioni che coinvolgono ovviamente tutta la città, ma aspettiamo anche atleti da tutta Italia e perché no anche dall'estero. Sindaco, per chiudere una domanda a tradimento, sa che alla mezza maratona di Treviso il sindaco di Treviso c'era e a quella di Vittorio Veneto? Non so se ci sarà il sindaco di Treviso anche a Vittorio Veneto. Ma quello di Cappella Maggiore non si sa. Beh, potrei tentare di cimentarmi visto che potrebbe essere l'ultima che faccio da sindaco, anzi che sarà sicuramente l'ultima da sindaco. Sarebbe la prima anche. Prima e ultima da sindaco. Grazie. Abbiamo salutato che ci hanno lasciato Ivan Cao, presidente della scuola di maratona, e Ercole Lamanna, portacolori sempre della scuola di maratona, ma atleta a piedi scalzi o minimalista, non si è capito insomma come correrà, lo scopriremo il 17 marzo. E ci hanno raggiunti in studio, è rimasto il presidente del comitato organizzatore Vittorio Buriola, ci hanno raggiunti in studio Doriana Casagrande che ci parlerà dell'aspetto diciamo benefico delle due city run, è già accennato precedentemente dal presidente Buriola, e Oddone Tubia, presidente della FIDAL trevigiana, maratoneta, atleta conosciuto da tutti, ma è qui in veste diciamo istituzionale da presidente della FIDAL. Allora Vittorio, tu ci saluterai alla fine. Parliamo con Doriana, è qui in multipla veste da atleta, perché dicevi che sei orgogliosamente atleta della scuola di maratona, ma sei qui soprattutto diciamo, da avvocato che si occupa di diritto di famiglia e impegnata nell'attività del centro antiviolenza per il quale le due city run operano in questa situazione. Spiegaci in breve questa iniziativa che avete avuto. L'iniziativa di sostenere attraverso lo sport la corsa al centro antiviolenza nasce da un comitato spontaneo dove ci siamo trovati con persone di diverse professioni per mettere insieme idee per attirare più gente possibile alla corsa per appunto sostenere economicamente il centro antiviolenza, che è una realtà importantissima non solo nel nostro territorio, in realtà nel territorio di tutta la provincia di Treviso, se pensiamo che le donne che accedono al centro antiviolenza provengono attualmente, quelle prese in carico nel 2018, da ben 15 comuni. E con numeri anche sorprendenti, se vogliamo, con pensando a una realtà con apparentemente numeri tranquilla. che fanno pensare. Se posso solo accennare, certo. Nel 2018 ben 132 donne hanno preso contatto con il CAV, e prese in carico, quindi seguite, sono 90 donne, di cui 62 nuovi ingressi e 59 diciamo dimissioni. Quindi sono numeri importanti. Il centro antiviolenza funziona su base sostanzialmente volontaria, per cui va sostenuto, perché è vero che ci sono dei contributi pubblici che lo sostengono, ma ha assolutamente necessità di ottenere anche dei contributi privati, e quindi so che Scuola di Maratona è sempre molto attiva nel campo della solidarietà, e in questo senso
Ecco precisiamo che il centro antiviolenza è nato su iniziativa della il centro antiviolenza nasce su richiesta, su iniziativa della conferenza dei sindaci dei comuni facenti capo all'epoca come territorio all'allora ULSS 7. Sì. Nel 2015, a giugno del 2015, quindi 4 anni in cui è cambiato assolutamente lo scenario nel nostro territorio, perché il centro antiviolenza lavora in rete con servizi sociali, con consultori, con le forze dell'ordine, con l'ULSS e anche con professionisti come gli avvocati, certo. E sì, a Vittorio Veneto il centro antiviolenza lo conosciamo anche per la passione con cui l'assessore di reparto Barbara Denardi ne parla in molte occasioni e promuove eventi e iniziative appunto come questa, insomma, solo che questa è partita dalla scuola di maratona. E per concludere, Doriana, e grazie di essere qui, c'è anche questa iniziativa che ti vede protagonista nel parlare nelle scuole, perché bisogna sostanzialmente fare informazione e formazione. Infatti una delle missioni del centro di antiviolenza è proprio quella la missione in ambito collettivo di prevenzione del fenomeno della violenza delle donne. In particolare a me è venuto in mente di parlare ai ragazzi della scuola media Cosmo di questa iniziativa sportiva e di solidarietà, perché ritengo che agire come dire, nelle giovani generazioni sia, ed è uno degli obiettivi del CAV, partire dalle nuove generazioni per prevenire il fenomeno della violenza, certo. Perché è un'età dove la persona è particolarmente ricettiva. Ricettiva, esatto. Perfetto, grazie molte, grazie anche per quello che fai e che fate come volontari anche in questa occasione e professionalmente per questo tema molto, molto purtroppo grave e forse non molto conosciuto quanto meriterebbe. Passiamo a Oddone Tubia, come ho detto Presidente, non c'è bisogno di ripresentarlo, ma insomma è il Presidente della FIDAL, è una persona conosciutissima nell'ambito dell'atletica, perché è stato atleta o è ancora atleta, insomma non si smette mai di essere atleti nel suo caso, dirigente, allenatore, adesso da tanti anni dirigente federale. Oddone, diciamo che questa manifestazione che ha voluto trattenere una mezza maratona a Vittorio Veneto quando non c'era più sta crescendo e questo è un bel segnale per una città che crede nell'atletica. Lasciatemi dire prima di ogni altra cosa che vorrei ringraziare questa realtà vittoriese, perché c'è un pregresso, a mio modo di vedere, assolutamente fondamentale, cioè quando si riesce a coniugare l'aspetto sportivo con l'aspetto culturale, allora si ottiene veramente il massimo. E ricordiamoci una cosa, l'atletica leggera, poi basta con questo slogan, l'atletica leggera regina degli sport o dello sport. L'atletica leggera ha i germi sani per poter utilizzare al meglio ciò che fa. Però deve trovare alleati in grado di recepire questo messaggio. L'atletica leggera non è solamente correre, saltare, lanciare. L'atletica leggera è molto di più, significa formare intere generazioni di giovani alla pratica dello sport, ma anche alla disciplina che aiuta poi nella vita futura. Per quanto riguarda questa società organizzatrice, tutto il bene possibile, perché hanno superato anche qualche scoglio che sembrava difficile da superare, ma ho capito che il loro percorso sistematicamente ha affrontato varie situazioni ed è approdato sempre in zona a volte neutra, ma senz'altro in una zona in cui andava a qualificare maggiormente, ulteriormente tutti i vari passaggi. Ebbene, mezza maratona Vittorio Veneto, per fortuna siamo riusciti a resistere, questa mezza maratona è rimasta, perché lasciatemelo dire c'è stato uno scempio che si poteva evitare, perché questo fare e disfare non aiuta,
ci voleva una società solida, con fondamenta solide e con l'acume, io dico acume tattico anche se non sono in gara, ma stanno gareggiando per mantenere viva questa manifestazione, per riuscire a ribaltare tutto, no? Era una frittata che oramai veniva cotta dalla parte sbagliata, attenzione. Lasciatemi dire una cosa, ce l'abbiamo fatta, parlo del plurale, perché certamente lo dobbiamo a questa società, ma il territorio ha sostenuto tutto questo, la federazione, il comitato provinciale di Treviso l'ha sostenuto con forza, perché si trattava di salvare una parte assolutamente sana dell'atletica che andava tutelata e sostenuta. Io credo che ce l'abbiamo fatta nel modo migliore. Odone, due spunti su due temi che so che ti sono molto cari. Il primo sul fatto che questa manifestazione è organizzata da 3 associazioni sportive che si sono messe assieme e quindi collaborano con un fine unico, abbattendo campanilismi e cose così, per 3 società di Vittorio Veneto. Secondo spunto, il fatto che la città si è impegnata, intendo l'amministrazione comunale, anche nel rifacimento della pista di atletica leggera, che è una struttura importante per lo svolgimento di questo sport evidentemente. Certamente sì, io elogio questa amministrazione perché quando inizialmente con il dottor Costa, che è stato un mio superiore in ambito ospedaliero, diceva mi prendo questo grattacapo, scusatemi il bruttissimo termine, questo grattacapo enorme, perché in un momento storicamente così difficile nella gestione economica delle amministrazioni pensare di ridistribuire così tanto denaro per il rifacimento della pista non era impresa facile. Ha fatto una promessa e da galantuomo qual è? L'ha mantenuta, ovviamente assieme all'amministrazione. Ora abbiamo una pista a 8 corsie, una pista magnifica, meravigliosa. Ci siamo già prodotti in un percorso che riuscirà a sostenere il progetto dicendo guardate la pista è fatta ma c'è anche perché bisogna gareggiare. Certo. Il 5 di... Allora non abbiamo ancora in mano del tutto, c'è solo una bozza del calendario perché situazioni di disagio al CRU e al Comitato regionale non hanno permesso la tempistica adeguata, però la richiesta del Comitato regionale a sostegno di questa pista e delle società che si adoperano per portare avanti la loro attività è di affidare il campionato di società allievi allieve il 5 di maggio, vado a memoria, e poi c'è stata la richiesta del comitato regionale stesso per un'ulteriore manifestazione. Il giorno 13 c'è il primo consiglio regionale e calendario alla mano andremo a valutare con pienezza il rapporto che ci sarà definitivo con questo impianto. Però va bene, va molto molto bene. E l'aspetto delle 3 società unite insieme per... Io credo che è una di quelle cose che mi rasserena proprio, che mi libera l'animo anche dalle situazioni negative, no? Finalmente abbiamo cominciato a capire che lì bisogna parare. Sì. Bisogna imparare che la collaborazione è la via maestra per raggiungere gli obiettivi. Chi continua a pensare che l'atletica sia una cosa da spennare come le galline, no? Per fare profitto personale, per carità, può farlo, è lecito anche questo. Sì. Non è nelle mie corde, io la penso in modo diverso. Certo, e lo sappiamo. Ultima cosa, Odone, ti ringrazio ancora per tutto quello che fai e anche per essere qui. Non ricordo se tu hai già provato da atleta il percorso. Sì. Ecco, allora dal tuo punto di vista come la vedi come gara? È una gara un po' tra virgolette pericolosa, cioè bisogna prenderla bene, no? Beh, è un percorso molto tecnico, bisogna saper distribuire nel modo migliore da un punto di vista delle energie, le proprie forze. Distribuire bene significa saper soprattutto correre bene sulle pendenze, certo. Perché quella è la cosa più importante. Sappiamo benissimo,
da un punto di vista energetico quando si spende in più, quando la strada si impenna, e sappiamo altrettanto bene che in discesa non recuperiamo ciò che abbiamo speso in salita, anche perché il lavoro eccentrico della muscolatura ci mette sempre nella condizione di dover pagare anche in discesa. Il percorso è bello, è veramente bello. Io l'ho beccato con una giornata di pioggia terribile, Sì, ricordo. che ho maledetto me stesso, scusatemi questo termine veramente brutto, maledirci in gara è veramente brutto, però il percorso è veramente straordinariamente bello. 1300, ho sentito bene? Superiore. 1320. È la via maestra per procedere ulteriormente, guardate, spalanchiamo le porte a questa manifestazione, andiamo veramente bene. Benissimo, Presidente, con questo spot da parte di Oddone Tubia dovete necessariamente arrivare a 1500 e poi si vedrà. Rimango veramente impressionato e ringrazio per le parole giustamente dette, e mi sento orgoglioso di essere in questo posto, in questo momento. Proprio Sai che è perché anche impegnativo, perché adesso con tutto questo complimento adesso bisogna darsi da fare ancora di più, accontentare. certamente. E posso dire che Oddone è stato sempre presente e sempre sostenitore primo di questa manifestazione, anche in momenti difficili, come diceva prima. Scusa se ti interrompo, ma Oddone è sostenitore di tutte le manifestazioni fatte come si deve. Come si deve, non è che esatto. è un tifoso di Vittorio Veneto, è tifoso di Vittorio Veneto laddove Vittorio Veneto lavora bene. Giusto, E per Oddone? questo appunto anche noi vogliamo che il ritorno sia per persone come Oddone, come Doriana e come tutti gli altri che hanno dedicato tempo, fatica, sudore, volontari, sponsor, e che ci hanno creduto e ci stanno credendo. Certo, e quindi diamo l'appuntamento direi anche a chi assolutamente il 17 marzo cominciamo alle 9 con le City Run, 9:30 con gli amici di Diego e 9:35 con la maratonina, e per seguire subito dopo i giovani con lo sprint sui 60 metri. E poi ci si gusta. E poi ci si gusta un pasta party. No, prima del pasta party, i traguardi prima. Naturalmente i traguardi, però passiamo anche al terzo tempo, che è quello che poi magari permette a tutti di stare insieme. Certo. Allora, tempo per due parole, Sì, certo, non voglio essere di cattivo gusto nei confronti di chi che sia. Io volevo ringraziare la persona che non avevo il piacere di conoscere finora, perché si sta prodigando e veramente impegnando su una questione che non è marginale, è vitale. È di straordinaria importanza. O sensibilizziamo l'opinione pubblica e c'è questo processo di crescita culturale, o la donna sarà vittima di situazioni che mi vengono i brividi a pensarci. Certo. Perciò a maggior ragione dico, vedete, l'aspetto sportivo che viene coniugato, che si riesce a coniugare con l'aspetto culturale. E che sport fanno donne così? Atletica leggera. Non possono che fare atletica leggera, però ringrazio veramente di cuore, è una cosa che sento da dentro. Hai perfettamente ragione. Grazie. E noi ringraziamo Oddone Tubia per le sue parole, per essere qui e per quello che fa per l'atletica leggera. Ringraziamo Doriana Casagrande, non so se il 17 sarà in corsa oppure no. A servizio in un ristoro. Ah, va bene, da allora qualche parte nel percorso della City Run o comunque ci sarà, grazie anche a Doriana Casagrande. Presidente, Vittorio Buriola ovviamente non potrà essere in gara, ci mancherebbe altro, ci sarà sempre tutto da sovrintendere, e a me del salutarli non resta che dare l'appuntamento anche a chi non potrà essere presente sul posto, e lo comunque consiglio di farlo, ma chi proprio non potrà seguirci in diretta, come l'anno scorso abbiamo fatto 6 ore di mitica diretta di Eroica, quest'anno dalle 8:45 sul 112 del digitale terrestre a Vittorio Veneto, oppure in streaming su www.lattendatv.it ci sarà la diretta di questa corsa con ovviamente immagini dalla gara, interviste nel dopogara, e tutti anche gli eventi collaterali seguiremo in diretta appunto per voi fino a che arriveranno i concorrenti. È tutto, grazie e appuntamento al 17 di marzo.